A Quarto d'Altino nasce il primo parco archeologico del Veneto. Un unico itinerario unirà la componente paesaggistica con la città sepolta, che in parte vedrà la luce grazie ai nuovi scavi, e con la componente museale. Qui si racconta una storia, la storia di una Venezia pre-Venezia, appunto quando qui ad Altino c'era un'importante città, terminal commerciale romano, che poi negli anni ha avuto le sue evoluzioni e la sua storia, e poi si è spenta lentamente. Però ecco, tutto quello che è pre-Venezia nasce qui ed è importante raccontarlo. L'iniziativa, frutto di un finanziamento di 1.700.000 euro del Ministero della Cultura, mira a unire il museo con l'area archeologica attraverso un parco perimetrato, rimuovendo siepi e recinzioni. Il finanziamento in questo caso ci aiuta molto sia come promozione ma anche e soprattutto per poter dare uno slancio diverso ad Altino per come lo è stato fino a questo momento. Il Comune di Quarto Altino farà da supporto a queste nuove risorse che daranno una visione del centro di Altino del tutto diversa rispetto a come era stata pensata nel tempo, ovvero fino a questo momento si è sempre pensato ad Altino come una città sepolta, e io sono sempre stato il precursore di chi ha sostenuto il fatto che bisogna portare alla luce i reperti, ma con questo progetto si dà la possibilità al visitatore e al turista di essere partecipe vivo all'interno della piazza archeologica. Sotto la campagna ci sono i resti di una città millenaria, prima veneta poi romana, emporio e crocevia di culture del VII secolo a.C. al VII d.C. In particolar modo verranno uniti direttamente l'Altino Lab e le due aree archeologiche, e speriamo in un futuro di poter includere in questo percorso anche il museo, in modo da creare un circuito, così che si possa venire ad Altino a passare una giornata immersi in mezzo alla natura e ai reperti archeologici.